Cala il sipario per la 32esima volta sulla rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi, un'edizione più condensata nel numero degli appuntamenti ma ugualmente ricca di novità. Abbiamo avuto per la prima volta 2 rappresentazioni con intermezzi musicali dal vivo. Poi c'è stata una rappresentazione chiamiamola di una commedia particolare, ricordando il regista Lucio D'Ambra, ed è stata tra l'altro poi riconosciuta anche la miglior compagnia. L'elemento non nuovo a questo sodalizio teatrale è lo spirito di squadra che si instaura ogni anno tra organizzatori e compagnie. Ogni volta abbiamo l'occasione di incontrare dei volti che collaborano insieme da anni e che portano poi su questo palco molto di più di quello che è lo spettacolo in sé. Ed è questo che mi fa credere che sia giusto continuare a incoraggiare questo tipo di iniziativa. Numerosi sono stati i riconoscimenti assegnati nella serata conclusiva. I premi per il miglior attore e la miglior attrice protagonista sono andati a Carlo Oneto della compagnia Teatral Nervi e Margherita Alipede della compagnia Don Bosco di Varazze. Vive da quasi 100 anni la nostra compagnia e poi ci spostiamo ovviamente in queste rassegne anche un po' fuori dalla nostra provincia. Il pubblico qua è sempre molto numeroso e molto caloroso, cioè riescono proprio veramente ad apprezzare, perché poi siamo tutte compagnie amatoriali, quindi le difficoltà sono magari maggiori. La miglior regia, insignita del premio Uberto Rivalone, è stata quella di Ivo Pattaro della compagnia teatrale Quelli de Navotta di Carasco. Mi diverto tanto, anzi sto passando anche usenese di Figeux perché è una bella cosa. Lei, il modo di esprimersi che ha un valore aggiunto, se riesce a esprimere delle cose che con la lingua italiana non ti caffè.